adesso, a proposito delle bellezze di casa nostra, non posso che non chiamare in causa l'architetto Augusto Resta per la nostra rubrica consueta del mercoledì. Buongiorno, ben trovato architetto. Buongiorno a voi. Dunque oggi parliamo dei muri della città. Taranto ne ha diversi e hanno un po' segnato anche la sua storia, non solo urbanistica ma direi anche sociale. Sì. In realtà Taranto nasce come cittadella fortificata e quindi di fatto questo splendido panorama che la caratterizza, che è un panorama aperto verso il mare, anzi i mari, è stato per parecchio tempo negato, perché proprio la città, per motivi difensivi, era cinta nell'isola, perché la città era limitata all'isola dell'attuale città vecchia, era chiusa da alte mura. Questa condizione faceva sì che praticamente la visione del mare era molto limitata ed era possibile soltanto per chi si trovava nelle parti più alte. Per esempio il barone Pantaleo, che costruì il suo palazzo nel punto più alto della città vecchia, poteva godere dal balcone della sua residenza, casa, certo. Appunto della vista del mare, ma soprattutto del porto dove si movimentavano i prodotti delle sue vastissime terre, quindi poteva anche tenere sotto controllo il suo business. Diciamo che univa l'utile al dilettevole. Certo, e naturalmente il mare era visibile anche dalle altane e dalle terrazze di questa città, soprattutto nella parte centrale dove era molto addensata la città, e quindi si poteva traguardare il mare, ma di fatto dal piani terra, dalle vie pubbliche eccetera, il mare era quasi invisibile praticamente, tant'è che con l'Unità d'Italia, quando finalmente fu risolto il problema della possibile aggressione della città da parte del mare, finalmente i cittadini vollero distruggere queste mura e quindi noi abbiamo da un lato perso un brano della storia della nostra città, però dall'altro abbiamo guadagnato nella visione e nel godimento di questo paesaggio, che è un paesaggio straordinario. Però se da un lato, cioè nella città vecchia, noi abbiamo distrutto i muri, e devo dire che abbiamo distrutto anche parte del castello aragonese, come voi ben sapete, dalla parte del canale, questo è vero, però è servito appunto per evolvere la città verso la città con nuova, il ponte, appunto. Certo. Però ecco, la nuova città è costruita senza muri, cioè in realtà finalmente la città nuova, il borgo ottocentesco, affaccia sul mare, si crea il lungomare, si crea il giardino del Peripato che guarda verso il Mar Piccolo, ma c'è un costo ancora una volta. Viene costruito il famoso muraglione che recinge la grande fabbrica di quell'epoca, che poi è stato, come dire, l'occasione perché la città evolvesse economicamente, soprattutto, e diventasse un punto centrale per l'intera. Ovviamente, parliamo dell'arsenale della Marina Militare, ci riferiamo a quello. E quindi un punto centrale per l'intero paese, no? Per la difesa, eccetera. Ora, su questo muro si è detto di tutto e di più, però in realtà il muro nasce con l'arsenale, è una parte della storia importante della nostra città e ha un suo valore simbolico del quale io ho parlato più volte, no? La difesa della patria e così via. È vero però che questo muro può essere sicuramente alleggerito, cioè nel senso che attraverso quel muro si possono praticare delle aperture che peraltro esistono già, sono murate, alcune hanno dei cancelli che non si aprono mai, eccetera, e si può sicuramente alleggerire questa presenza e traguardare attraverso quel muro quel che c'è oltre. Vabbè, ma è un discorso lungo, perché poi bisogna mettersi d'accordo con la Marina Militare. In ogni caso ci troviamo all'interno di un contesto che è un contesto appunto militare, ma un luogo di lavoro, quindi c'è tutto un problema di sicurezza, bla bla. Ora però ce n'è anche un altro, esatto, che ha a che fare sempre con la Marina Militare. Per esempio la Marina Militare, che è praticamente il muro che restringe la base navale sul Mar Grande. Ora questo muro è un muro più recente ed è un muro che rispetto a quello costruito nell'Ottocento per realizzare appunto l'arsenale militare è di tutt'altra qualità, cioè mentre il primo, quello dell'arsenale, ha una sua qualità intrinseca, anche costruttiva, voi avete visto anche i particolari di questo muro, specialmente dall'interno, che è realizzato con tanti archi ogivali e così via. Bene, questo invece è stato costruito brutalmente per una lunghezza anche notevole, no? Nella zona Chiappara, ma San Vito,
Bene, è stato costruito con pannelli prefabbricati di cemento e sopra queste offendicoli, che altro non sono che praticamente delle barriere anti-intrusioni realizzate con dei paletti di ferro e il filo spinato, insomma una cosa veramente inguardabile, che peraltro questo grande muro nega la vista di una fascia intermedia, cioè fra la base navale vera e propria e la strada, e quindi l'area pubblica, c'è una fascia che residua del vecchio sistema agricolo, no? Che con dei residui di antichi uliveti, quindi non solo c'è negata questa vista verso il mare, verso questa parte della vecchio agro di Taranto in quella zona, quindi anche storico, ma viene anche brutalmente praticamente definito quello spazio, questa parte di città che invece dovrebbe essere qualificata, perché tenete conto che lungo questo muro corre addirittura una pista ciclabile, che è la pista ciclabile di collegamento della città a San Vito e con le attrazioni di San Vito, che poi sono il parco che sarà realizzato del Mar Grande, ma soprattutto con le spiagge di San Vito, che fra l'altro in questo periodo, ma anche d'inverno, vengono molto frequentate. Quindi in realtà sarebbe ora opportuno che questo muro come la risolviamo? Ecco, come la risolviamo in questo caso? Può essere risolto, naturalmente c'è bisogno di una volontà, di una spinta anche da parte dell'amministrazione comunale, perché questa base navale dispone di un finanziamento considerevole, 203 milioni di euro per l'ampliamento, il potenziamento, il miglioramento, ma allora perché non impiegare una minima parte di questo enorme finanziamento per l'interfaccia tra la parte militare e la parte civile, urbana. Direi insomma che i tarantini si sono meritati questo diritto. Ridisegnare questo muro. D'altra parte la Marina Militare, noi lo sappiamo ormai da anni, dialoga con la città e ha un ruolo anche importante per lo sviluppo culturale della città. Vedete che cosa non fa la Marina, per esempio nel Castello Aragonese, certo, dove si è posta a difesa anche di questo patrimonio culturale. E allora io mi aspetto che in un accordo fra Marina Militare e Comune si possa finalmente ridisegnare questo muro, che deve avere una sua permeabilità visiva, con tutti i caratteri naturalmente di sicurezza dovuti al luogo, che è un luogo militare, eccetera, eccetera, ma è sicuramente possibile, anzi secondo me è doveroso, ridisegnarlo questo muro. Ora, noi abbiamo parlato dei due muri più importanti, non abbiamo il tempo di parlare degli altri, ma ce ne sono ovviamente ce ne altri. Sono tantissimi. Sì. Mi viene in mente quello di Via delle Fornaci a Porta Napoli, insomma, un altro. Via delle Fornaci, che è una via straordinaria perché affaccia sul Mar Piccolo, è veramente straordinaria. Bene, questa via in realtà è una barriera, c'è una barriera visiva perché è data da tutte le recinzioni di tutti gli opifici, dei cantieri navali, eccetera, eccetera, che sono completamente sbarrate. Allora perché non alleggerire queste chiusure e dare la possibilità di vedere anche i cantieri navali e attraverso i cantieri navali quindi traguardare questo panorama straordinario del Mar Piccolo. Grazie per essere stato con noi all'architetto Augusto Ressa, ci dà sempre spunti di interesse, insomma, rispetto alla città, cose a cui pensare. Grazie davvero. Grazie a voi. Buona giornata.